Latte. Messo. Latte. Messo. Latte. Messo. È strano però, perché le scritte? Formano una frase. Sì. E c'è un'altra. Cosa Nimon? Mario. Nimons. Cosa vuol dire? Du. Ist. Cos'è? Tedesco. O voi. O lei o voi. Nimon sa cosa negazione. Ma qui vengono tanti tedeschi comunque, venivano. Ci sono delle voci in fondo là. Sono i bambini. Che stanze erano queste? Non so se era tipo... Ne facevano spettacoletti qua? No? No, troppo... Troppo stretto. Lo stesso palco? Cosa c'è una stanza di sopra? Ma sono vicini i bambini o no? No, sul parco di là. È tranquillo. Al momento sì. Cosa è stato? Sono stata io. Avete sentito? È stato tipo lo zaino? No. No? Tipo un colpo? Io pensavo fosse stato proprio lo zaino. Ma che cosa fosse stato di voi? No. Pensavo più che altro con qualcosa per terra, No, ma non sbaglio lo zaino su. non ho sbattuto. No, non ci arrivi. E questo l'ha preso perché si è sentito un colpo.
Io ho sentito un colpo qua. Ma quando sono entrata, che lui ha pestato qualcosa qua, mi è sembrato di sentire ciao. Però può non essere un EVP, può essere soltanto un rumore, però dopo lo sentiamo con gli strumenti. Qualcuno secondo me qua potrebbe esserci. Era una voce maschile. Bambino? Giovane ma no bambino. Ho sentito un'altra cosa io qua. No, ho sentito tipo una sorta di tonfo. C'è anch'io da fuori di qua. No, da di là. Di qua. Di là era. Ma secondo me non era neanche un tuo. È tipo C'è qualcuno? Aspetta un attimo. Provare ad andare su. Cosa? Finden. Hanno ricreato una scena dell'orrore. Anche lui, la croce. Disagio perché è come se avessero rovinato il suo stabile. Sì, ma cosa hanno fatto con un sì che hanno buttato per su là? Perché c'è anche là. A secchiate l'hanno preso sto robo. C'è anche per terra un disastro. Sì, può essere sì che hanno fatto un video. Sì. Hanno girato la scena, la cosa. Anche tutte le mani lì appese. Una marea di mani sporche. Cos'è questo? Era questo palco che dicevi nella stanza, ovviamente si vada di là. Cioè, faccio un bagno. Comunque probabilmente ci dormiva qualcuno dei... qualche... come si chiamano? Qualche cuscino. Direttrice. Volevo dire qualche insegnante, ma non ci sono gli insegnanti in colonia. Cioè noi... È così piccola dici? Una stanzetta così? Ti ricordo che è il bagno. Oh. Quindi sì, una camera. In teoria. Che qui mani. È che comunque è privata questa stanza. Per avere il bagno in camera è qualcosina di un po' più importante rispetto alle Se camere. no poteva essere anche una saletta tipo infermeria. Lì poteva essere un citofono. Sì, un citofono suonerebbe. Questo di qua. Cioè, mi pare di sentire come dei sospiri ogni tanto, ma non so se... Ci sono di bagno. Ho messo Che roba è? Pizzeria? I bagnetti per i bambini piccoli. Amore. Io inizio ad avere mal di testa. come mai? Non lo so.
i bambini. Non sono i bambini. Non sono i bambini. Un po' piccolina. Questo cos'era, un carrellino? Non c'è il mare di qua? C'è il mare di qua? Che faccio? Non so più. Cos'è qua? È uguale identico di quello sopra. Ma vedi che, cioè, secondo me facevano delle attività su sti robi qua, per forza. Che fossero delle stanze, forse. O erano le camerette? Con un po' di scalino? No. No. No, guarda, qua ci sono le scale. Sì, no, ma ci sono le camerette. Ma ste cose che vengono giù cosa sono, scusa? Le cave. Mamma mia. Si immagina un video. Ma c'è un piano su adesso o no? No, questi da saliti. Sono solo 2 piani. Ci sono altre strutture qua, vero? Ce ne sono altre 2 o 3. Ma se qua non dormivano i bambini e c'erano i bagni, Ci sono i bambini, sono i bagnetti piccoli. ma non dormivano qua. Ma se ci sono. Qui c'era la direttrice Forse dormivano là, su queste stanze allora. con lo scalino, giustamente tu hai detto un po' di scalino. Ma magari c'erano i letti là, quindi chi se ne frega dello scalino. C'è una roba che parla molto. Dove? Non ci sembrano 2 occhi, la bocca, l'orecchio, Sì, sì. il volto. Una macchia. Sì, la muffa. Io proverei col mel. Un colpo da giù. Anche io sento. Sì, dove tutto un colpo sordo. Ma prima? No, adesso. No, adesso. Per venire da giù. Che boom. C'è un uomo anziano qua però. C'è un uomo anziano. Molto magro, un pochino alto. Capelli a barba grigi. C'è una persona anziana qui, un uomo. Se c'è un uomo anziano può fare un rumore per piacere? Mi sta dicendo tipo Rodolfo, Adolfo, forse.